Stagione 2026, estate, siamo già in luglio, siamo al 3 luglio in questo momento particolare, gruppo di vacanzieri qua al Granso, che è uno dei bagni più famosi, anzi questi signori di Verona, come vi chiamate? Io mi chiamo Emanuele. E io mi chiamo Beatrice. Voi 40 anni che venite a Rosolina Mare, siete di Verona, come la trovate questa località e come è cambiata in 40 anni? Allora, innanzitutto noi siamo venuti 20 anni fa perché i nostri figli in un camping che si chiama Rosa Pineta qui durante una vacanza hanno conosciuto degli amici e poi è nata una simpatica amicizia anche fra i genitori, ancora oggi ci frequentiamo con questi amici di Vicenza e i bambini sono innamorati di questa terra, di questa località balneare e da lì in poi abbiamo continuato le nostre vacanze venendo sempre qui al Granso, che è ormai un'istituzione di Virgilio e di Claudio, perché questo è il punto di ritrovo delle famiglie, addirittura di generazione in generazione si passano gli ombrelloni e quindi è diventata un'istituzione per questo paese. In questa località che ritengo meravigliosa per chi vuole della pace, vuole della tranquillità, vuole trovare ristoranti dove si mangia bene, dove si sta bene, dove i prezzi sono ancora modici rispetto a tutto quello che viene nella costiera adriatica e quindi è un posto che posso permettermi di consigliare a chiunque di venire perlomeno a conoscerlo e quindi trovare quello che sto dicendo in questo momento. E qual è secondo lei il valore aggiunto di Rosolina Mare? Rosolina per me è casa, nel senso che non è necessario avere abbigliamento elegante, essere formali e soprattutto ci sono delle agenzie, a parer mio, soprattutto sarò anche di parte, dove noi ci rivolgiamo da anni, che ci garantiscono comunque sia come appartamenti che poi tutti i servizi che ci fanno sentire come sul divano di casa. Ma che stagione è quest'anno? Una stagione normale, anomala? No, è una stagione assolutamente diversa dagli altri anni, ma non possiamo nasconderci dietro un dito perché ovunque, dai negozi di abbigliamento, tutti i negozi risentono della crisi che c'è e quindi è inevitabile che anche Rosolina ne risenta. Però devo dire che proprio perché qui c'è la tranquillità, quel centinaio di persone in meno fanno la differenza, ma secondo me in modo positivo. Com'è quest'anno, Ivo? Quest'anno è un po' scarsa, Scarsa nel senso poca gente? poca gente, c'è il sabato e la domenica si riempie, però essendo ancora la gente lavora, penso che tanta gente lavora, però si vedono le spiagge abbastanza vuote, però le serate vengono compensate con i programmi, gli spettacoli che vengono fatti. Allora, quest'anno Rosolina Mare, intanto c'è tanto caldo e quindi c'è la possibilità di stare sempre al mare, quando c'è caldo è estate e la gente arriva, infatti verso il fine settimana c'è il pienone, durante la settimana un po' meno, però comunque turisti ci sono, i servizi aumentano ogni anno, ci miglioriamo e quindi non possiamo lamentarci assolutamente della stagione. Il concerti all'alba è una chicca, veramente, alzarsi la mattina presto, andare in spiaggia e poter ascoltare la musica classica o meno classica, perché ci sono gli archi, ci sono anche le chitarre, le voci, è molto bello e infatti io non manco mai alle 6 del mattino, ogni giovedì in un stabilimento diverso, ascoltiamo musica bellissima, rilassante e si inizia bene la giornata sicuramente.